Gravissimo incidente a Vittorio Veneto, il 25enne Matteo Tomasi di Colle Umberto in sella alla moto si schianta contro un'auto, il Centauro sbalzato a 10 metri sulla strada, la corsa disperata in ospedale, la morte poco dopo il ricovero. Sicurezza stradale, dopo la levata di scudi delle province contro i tagli decisi dal governo agli enti locali è arrivata la convocazione per martedì da parte del ministro Salvini. Chiederemo a gran voce il ripristino dei fondi, dicono. Il furto si trasforma in rapina violenta, paura a Ariese Pio X, cinquantenne aggredita da 2 malviventi negli uffici della squadra di calcio. Dalle zone rosse l'emergenza umanitaria di Gaza, scontro totale a Treviso tra Lega e Fratelli d'Italia. Mario Conte durissimo, le zone rosse dice non vanno chieste a caso solo per recuperare qualche voto. Danni ingentissimi per il rogo che ha devastato il colorificio di Nervesa provocando una nube nera, le fiamme spente stamattina, indagini sulle cause attese, gli esiti di ARPAV. Nelle fasi dello scoppio il coperchio di un fusto di vernice è schizzato a decine di metri di distanza dal colorificio finendo nel cortile di un'abitazione. Il racconto di Anna Maria, tanta paura, poteva colpirmi. Si indaga sugli ultimi istanti di vita del 63enne morto mentre stava lavorando su un capannone a San Biagio di Callalte, inchiesta per omicidio colposo, indagati i titolari delle aziende coinvolte, i funerali in Macedonia. I Novax tornano in azione, imbrattata nella notte con scritte in vernice rossa, la scuola dell'infanzia Alessandro Volta a Fiera, Treviso, ingenti i danni. Inaugurata a Quinto di Treviso la nuova pista ciclabile Greenway del fiume Sile da Borgo a Borgo, tracciato di 2 km realizzato da Veneto Strade. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque in primo piano, la cronaca di un'altra giovane vita spezzata lungo le strade della Marca. Aveva 25 anni Matteo Tomasi, schiantatosi con la sua moto intorno all'ora di pranzo nei pressi della zona industriale di Vittorio Veneto. Troppo gravi le ferite riportate, il giovane è morto poco dopo il ricovero in ospedale. L'apertura. Stava percorrendo via Mattei in direzione Conegliano Matteo Tommasi, il 25enne che poco prima delle 12 ha impattato contro un'auto che usciva da via Meucci nell'area industriale di Vittorio Veneto. Uno scontro violentissimo che ha sbalzato il giovane Centauro a 10 metri dal luogo dell'incidente. L'elicottero è arrivato da Belluno, l'ha trasferito d'urgenza in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. Matteo nel pomeriggio è spirato. Troppo gravi le ferite riportate. L'arrivo tempestivo dei soccorsi nei primi minuti aveva fatto sperare che il 25enne potesse cavarsela, ma le sue condizioni si sono aggravate con il passare delle ore. Il giovane di Colle Umberto è l'ennesima vittima sulle strade della Marca. Appassionatissimo di moto, conosceva bene la sua KTM su cui era in sella. Al momento dell'impatto indossava regolarmente il casco. Un destino legato alla sua passione che non gli ha lasciato scampo. Unanime il cordoglio dell'amministrazione di Colle Umberto. Famiglia molto nota, davo una mano nell'esercizio di famiglia, siamo tutti senza parole, attoniti. In questi momenti non ho parole, era un grande appassionato, un ragazzo pieno di vita. In questo momento non ho altro che parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento. I genitori di Matteo Tommasi sono i gestori di un alimentari del paese e per questo molto conosciuti. Alla notizia della morte gli amici si sono radunati davanti al negozio. Matteo, oltre alla passione per le moto, giocava nella squadra amatoriale del Collywood nel ruolo di portiere. Non è grave, non avrebbe riportato ferite significative invece il 69enne di Vittorio Veneto alla guida della Mitsubishi Pajero. Secondo le prime ricostruzioni, il violento impatto è avvenuto quando la vettura stava uscendo da via Meucci. Ancora in corso l'indagine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Disagi importanti sul traffico, con pesanti rallentamenti lungo tutta la direttrice che collega via Mattei alla zona industriale. E dunque l'ennesima tragedia che si consumava proprio mentre andava in scena a Treviso, la sede della provincia, andavano in scena gli stati generali della mobilità dove si è parlato di sicurezza stradale, delle azioni messe in atto per la prevenzione degli incidenti stradali nella Marca, soprattutto alla luce del giro di vite imposto dal nuovo codice della strada, dati importanti per il ritiro di patenti e soprattutto per uso del cellulare e guide in stato di ebbrezza. Incidenti stradali e giro di vite imposto dal nuovo codice della strada entrato in vigore a dicembre con una stretta sulle sanzioni per le principali infrazioni causa di incidenti dalla guida in stato di ebbrezza, l'uso di cellulare al volante. I dati delle patenti sospese da inizio anno nella Marca sono significativi. Abbiamo un certo numero di
di patenti ritirate in questi primi 4 mesi fino al 30 aprile, erano più di 300 per guida in stato di ebbrezza, ma quello che è significativo è il numero di patenti ritirate, sospese con la breve sospensione introdotta dall'ultima modifica legislativa del codice della strada per l'uso del cellulare, 535 patenti sospese. A queste si devono aggiungere le 153 patenti sospese per guida pericolosa, come l'eccesso di velocità o il sorpasso azzardato. Ecco che si arriva al numero record di 988 documenti di guida sospesi da inizio anno, una media di oltre 6 al giorno. Sul fronte degli incidenti stradali calano nel 2025 quelli con esito mortale. Nel 2024 le vittime erano state 62, sono 7 nei primi 5 mesi di quest'anno. Anche sul fronte dei feriti, calcolando gli accessi ai pronto soccorso, i numeri sono in calo rispetto ai 2.711 accessi registrati nel 2023. Questo numero è ridotto al 2.400 nel 2024 e addirittura nei primi 4 mesi si sta riducendo di 250 accessi. Quindi il segnale di una positività legata appunto alla percezione che le persone sanno che è rischioso bere in eccesso, usare sostanze stupefacenti, usare il cellulare, pare che stia passando. Mi auguro che questo lavorare insieme possa portare sempre di più una collaborazione intensa e una riduzione verso lo zero degli incidenti stradali. Purtroppo dati che, seppur positivi, arrivano proprio in una giornata tragica lungo le strade con l'ennesima vittima sulle 2 ruote. Davvero un periodo nero per le vittime in sella alla moto, e ovviamente è il periodo purtroppo che va verso l'estate che spesso ci porta a raccontare di queste tragedie. E poi sul fronte della sicurezza stradale c'è anche l'altro elemento, non solo la prevenzione su alcol e cellulari e appunto velocità, ma anche la manutenzione delle strade. Come sapete, nei giorni scorsi c'è stata la levata di scudi delle province per i tagli decisi dal governo proprio in riferimento alle manutenzioni stradali, e proprio oggi è arrivata la convocazione per martedì da parte del ministro Salvini. Sentiamo cosa diranno gli enti locali al ministro. Io credo che sia stato un provvedimento, definiamolo nefasto, però con piacere oggi posso annunciare che è arrivata questa mattina una convocazione del ministro Salvini, che ha convocato sia il presidente di UPI e quindi sottoscritto che il presidente di ANCI ad un confronto già per la prossima settimana, per martedì della prossima settimana. Dietro fronte del ministro Salvini sui tagli del 70% alle province previsti dalla legge di bilancio e dal milleproroghe, fondi destinati alla sicurezza stradale. Dopo la levata di scudi dell'Unione delle Province Italiane è arrivata la convocazione a Roma per un incontro martedì. Credo che sarà un confronto sereno, leale, ma nel quale ribadiremo la necessità di ridarci queste risorse. Il compito nostro è fare in modo che quelle strade siano sicure, che non ci siano buche pericolose, che non ci siano muretti pericolosi, che ci siano guardrail idonei, e per fare questo dobbiamo avere quelle risorse necessarie che una volta le province avevano e che altre province, penso ad esempio quelle vicino a noi, tipo Trento, Bolzano, oggi già mettono a disposizione e che le altre province d'Italia non hanno. Tagli che per la provincia di Treviso nel biennio 2025-2026 significano 4 milioni e mezzo di euro in meno su un budget di 6 milioni e 400 mila euro, praticamente la pietra tombale sulla maggior parte degli interventi in tema di viabilità e sicurezza. L'auspicio è che nell'incontro di martedì si arrivi al ripristino dei fondi. È positivo che il Ministro ci abbia convocato martedì da una ricognizione che abbiamo fatto in provincia di Treviso, è il 100% l'importo delle risorse impegnate e l'83% è quello speso, e quindi significa che noi siamo capaci di calare a terra le risorse che vengono messe a disposizione. Evidentemente c'è stato qualche misunderstanding in termini di rendicontazioni, perché i numeri ci dicono che i soldi che vengono dati alle province vengono spesi. La cronaca, torniamo alla cronaca, era un furto di fatto, si è trasformato in una rapina violenta. Con la paura a Riese Pio X, la 50enne aggredita da 2 malviventi negli uffici di una nota squadra di calcio locale.
Erano convinti di averla fatta franca e che nella segreteria della società sportiva non ci fosse nessuno. Così, dopo aver messo a soqquadro gli uffici, hanno razziato circa 600 euro in contanti. Ma al momento di andarsene con il bottino si sono ritrovati di fronte una collaboratrice che ha cercato di bloccarli, finendo spinta a terra con violenza. La paura poco dopo le 14 nella sede della squadra di calcio dell'Union Riese a Riese Pio X. I banditi erano in 2 con il volto travisato da mascherine chirurgiche. La donna, 50 anni, si trovava negli spogliatoi della squadra quando è rientrata in ufficio scoprendoli. Lo shock e poi il tentativo di fermarli. I 2 non si sono fatti scrupoli nell'usare le maniere forti e nel lasciare dolorante a terra la donna, sparendo poi nei campi vicini alla struttura. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione. Sul posto poco dopo i carabinieri che hanno avviato subito le indagini. La donna se l'è cavata con alcune escoriazioni al pronto soccorso e tanta paura. Anche dalla sua testimonianza i militari sperano di arrivare alla identificazione dei responsabili. La rabbia della società. Siamo solamente preoccupati, l'importante è che la nostra collega stia bene, per il resto tutto si aggiusterà, quindi ovviamente dispiace perché sono episodi che sono difficili anche da spiegare, da commentare. È proprio il tema sicurezza, ma anche un tema internazionale come l'emergenza umanitaria di Gaza diventano terreno di scontro politico sempre più forte tra Lega e Fratelli d'Italia. Siamo in maggioranza, siamo di nuovo a Casugana, a Treviso. Sentite. Non vorrei che adesso scattasse la psicosi di chiedere zone rosse a caso, semplicemente magari per cercare di recuperare qualche voto. Non è così che si crea sicurezza. Più che una stoccata, un contrattacco, quello del sindaco leghista di Treviso Mario Conte a Fratelli d'Italia, che sul fronte della zona rossa continua il suo cannoneggiamento ormai quotidiano, con l'ultima cannonata in ordine di tempo partita dal consigliere comunale meloniano Davide Acampora, che da un lato ha chiesto l'istituzione di nuove zone rosse, oltre a quelle di Via Roma, come in Via Collalto e nel quadrante di Piazza Borsa, dall'altro ha proposto di cambiare il loro nome, non più zone rosse ma zone urbane ad alta sorveglianza, perché il termine zona rossa, questo a dire di Acampora, potrebbe generare fraintendimenti, apriti cielo con l'alleato Conte, è più che gelido. Le iniziative estemporanee di ogni singolo consigliere devono essere prese un po' con le pinze, quindi se Acampora ha delle proposte lo invito a rivolgersi al prefetto. Controreplica lo stesso Acampora, ma è chiaro che lo strappo ormai c'è e si vede. Non è una richiesta a caso, mi sento di rispondergli che chiedere l'estensione della zona rossa di qualche metro in più rispetto a quella che è già, soprattutto in vie come Via Pescatori, Vicolo Fiumicelli, dove sono ad alta tensione, ecco, chiamiamolo così. Non mi sembra di aver fatto una proposta così trascendentale. Non vedo qual è il problema di questa presa di posizione del sindaco nei miei confronti, quando io non l'ho nemmeno citato nella mia richiesta, cioè nel mio post non c'è neanche il suo nome, io mi riferivo al prefetto. E che lo scontro tra alleati non sia più soltanto sotterraneo lo dimostra anche il voto in Consiglio Comunale su una mozione del Partito Democratico che chiedeva la pace a Gaza. Lega a favore, Fratelli d'Italia fuori dall'aula, geometrie variabili, frizioni evidenti. Ha fatto piacere vedere che alcuni esponenti delle forze di maggioranza sul nostro territorio non hanno voltato le spalle di fronte a questo voto e di fronte a quella che è la drammatica situazione della popolazione palestinese. Il nostro intento ci vede uniti per una volta con il PD, perché la situazione a Gaza vede innumerevoli vittime tra bambini innocenti ed è ora che questa guerra finisca. Per altri ragionamenti bisognerebbe chiedere agli interessati, insomma io a casa altrui non metto becco. Lo sfondo politico, lo sfondo di questa frizione è inevitabilmente lo sfondo delle regionali. Nuova ipotesi in campo, ovvero sostituire il simbolo della Lega Salvini Premier con la dicitura Lega Zaia. Non ne so nulla, decideranno Stefani e Salvini, dice lo stesso Zaia, che sembra però confermare l'intenzione di presentare una lista civica con il suo nome.
Sono tutte cose, supposizioni che leggo dai giornali, e quindi rispetto alla stanza dei bottoni direi assolutamente sono delle novità, perché noi di riunioni non abbiamo mai fatte. Dopodiché abbiamo un segretario regionale che è il segretario Stefani e uno nazionale che è Salvini, e vedremo di capire quali saranno le decisioni. Intanto dobbiamo capire quando si andrà a votare, perché a questo punto dobbiamo innanzitutto concentrarci sulla data del voto e capire quando, e dopo immagino che si decideranno a caduta tutte le altre cose. Ogni strada sembra politicamente aperta, oggi più che mai. Luca Zaia risponde sornione a chi gli chiede se davvero c'è allo studio una lista Lega Zaia con il nome Zaia a sostituire almeno in Veneto la dicitura Salvini Premier. Sarebbe questa una delle mosse sul tavolo in vista delle regionali d'autunno? Qualcuno starebbe lavorando pure al simbolo. La Lega è una sola, e dopodiché è ovvio che ci può essere una lista civica, ma quella fa parte di tutte le campagne che abbiamo fatto. Io in particolar modo ho sempre avuto una lista civica d'appoggio. Insomma, nel ribadire un concetto solo all'apparenza scontato, il Presidente dà comunque una notizia, quella che una lista civica con il suo nome è quasi inevitabile, eventualità che gli alleati di Fratelli d'Italia vedrebbero come fumo negli occhi, perché destinata a convogliare troppi voti dai partiti ufficiali. Lucida l'analisi di Dimitri Coin, segretario della Lega Trevigiana. Questo sarebbe il percorso ideale al quale tutti i leghisti in Veneto sono pronti. Vorrebbe dire interrompere un'alleanza in Veneto con il centrodestra, e queste scelte comunque devono essere fatte dalla segreteria regionale e dalla segreteria federale. Sullo sfondo la partita del terzo mandato, con le aperture arrivate anche da esponenti di Fratelli d'Italia, l'ultimo Ignazio La Russa al Salone Nautico. Troveremo una soluzione giuridica, detto il colonnello Meloniano, e seconda carica dello Stato, senza però circostanziare cosa e come. Vedo che di aperture ne abbiamo molte, ringrazio, però è anche vero che ad oggi noi abbiamo questa convocazione delle elezioni. Dopo, se accadrà qualcos'altro non glielo so dire, perché non dipende da me. È bene ricordare che il Presidente della Regione in questa fase si dedica a fare in modo che tutte le partite che abbiamo aperte siano partite che portiamo avanti. Torniamo alla cronaca e torniamo a Nervesa della battaglia. Stamattina Daniela Sizia ci raccontava un po' gli ultimi aggiornamenti, c'è attesa per gli ultimi rilevamenti di ARPAV. Intanto alla colorificio VIP di Nervesa si contano i danni ingentissimi e si cerca di capire cosa ha provocato il devastante rogo. Un fumo nero, denso, le fiamme altissime ed i boati delle esplosioni dei fusti hanno lavorato tutta la notte i vigili del fuoco per domare il violento incendio che ha distrutto il magazzino del colorificio VIP in via del Lavoro, zona industriale DUS. Ora le indagini per capire cosa abbia provocato il rogo. L'area è andata completamente distrutta, sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco. La nostra opera prima è stato quello di constatare che nessuna persona era direttamente coinvolta, pertanto come seconda cosa abbiamo provveduto a tutela dei beni e anche, perché no, dell'ambiente, nel senso che la nostra opera ha avuto come obiettivo quello di limitare la propagazione dell'incendio e fortunatamente siamo riusciti a limitarlo nel giro di 3 ore al solo ambito del magazzino, quindi l'ambito dell'attività produttiva non è stato pressoché intaccato. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno presidiato l'azienda. Nell'aria ancora l'odore acre del fumo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del SUEM 118 e i tecnici dell'ARPAV che stanno effettuando numerosi rilievi sia nella zona che nelle località limitrofe. A titolo preventivo abbiamo preferito far sì che i ragazzini delle scuole non uscissero durante la ricreazione. Questo solo per oggi. L'ARPAV è qui anche adesso sul territorio e sta facendo ulteriori indagini. Ci ha rassicurato che la situazione insomma è tranquilla. Un'azienda storica del territorio, i titolari sono provati, l'attività bloccata. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 800.000 metri quadrati e dove parzialmente sono stati interessati l'area produttiva, mentre invece per quanto riguarda l'area magazzino è andata completamente distrutta nel senso sia le attrezzature che si trovavano qui all'interno sia anche le strutture portanti dell'edificio. All'interno del magazzino anche 2 mezzi, nulla viene escluso, nemmeno che il rogo possa essere partito proprio da lì.
è un'ipotesi che non può essere esclusa. Dal punto di vista probabilistico gli incendi di auto fanno statistiche e quindi anche la presenza di 2 autovetture all'interno del magazzino potrebbero, cioè sono sicuramente un elemento da tenere in considerazione. I danni sono ingentissimi, l'area dovrà essere bonificata e la struttura è pericolante. All'interno non è rimasto più nulla, tutto è andato bruciato. E tanto violenta l'esplosione, tanto violenti gli scoppi durante l'incendio che, pensate, il coperchio di un fusto di vernice è piombato a decine di metri di distanza nel cortile di un'abitazione. Il racconto della residente di questa abitazione. Come un proiettile è piombato prima sopra questa struttura e poi è finito a terra. Si tratta del coperchio di un fusto della ditta Vipe che si trova a decine di metri dalla casa della signora Anna Maria. Fortunatamente la donna in quel momento era dall'altra parte del cortile. Come un proiettile, se lo prende in testa qua, addio. Sono stati attimi di paura, ci spiega la donna, che appena sentito una serie di boati è uscita nel cortile. È certo che ho preso paura, perché ho detto qua prende fuoco dappertutto. Una roba pazzesca, non ho mai visto una roba del genere. Tra l'altro il fumo arrivava proprio verso di voi. Di qua, veniva di qua. Dopo quando sono venuti i pompieri è andato dall'altra parte, ma prima nero era tutto di qua. Intanto nella zona sono arrivati non solo i titolari e i dipendenti delle altre aziende, ma anche tanti cittadini che hanno visto il fumo e le fiamme da chilometri di distanza. Il fumo respirabile, nero, tossico forse anche, non so adesso. Avete chiuso tutto? Era già chiuso ancora da prima quando ho visto il fumo ho chiuso tutto. Sì, ma robe pazzesche. Una notata di paura per i residenti. Qualcuno passa ora davanti all'azienda dove le fiamme hanno divorato il magazzino. E allora torniamo a parlare della morte del 63enne caduto dal capannone a San Biagio di Callalta ieri. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo, indagati i titolari delle aziende coinvolte, per il momento un atto dovuto. L'addio all'uomo volontario di protezione civile a Zenson si terrà in Macedonia. L'ipotesi è quella di omicidio colposo e vista la tragedia difficile sarebbe procedere altrimenti. Dopo lo shock e le fasi concitate dei soccorsi, carabinieri e tecnici dello Spisal si stanno concentrando sugli ultimi istanti di vita di Mohamed Memiashowski, il 64enne macedone di Monastir, morto dopo un volo di 7 metri dal capannone sul quale stava effettuando dei lavori di manutenzione nella sede della Work Metal a Fagare di San Biagio di Callalta. Al momento sul corpo dell'ennesima vittima del lavoro non è prevista nessuna autopsia. La causa del decesso è chiaramente attribuibile alle gravi lesioni riportate nello schianto a terra. Nel registro degli indagati saranno iscritti come atto dovuto e a loro garanzia i titolari dell'impresa per cui la vittima lavorava, un'azienda familiare di cui era stato socio in passato e quella dove è avvenuto l'incidente. Non si vuole lasciare nulla al caso e capire se l'uomo avesse addosso i dispositivi di sicurezza e se il cantiere fosse a norma. Mohamed, padre di 4 figli, da 34 anni in Italia, lascia una famiglia distrutta e 2 intere comunità sconvolte, quella di Monastir dove risiedeva da qualche anno e quella di Zenson dove era noto per il suo impegno nella protezione civile. Dai familiari si è recato il sindaco dallanese. Abbiamo manifestato la disponibilità nel caso in cui ci fossero dei problemi alla famiglia per supportarli in questo momento difficile, insomma. Da quello che mi hanno detto i familiari, loro giustamente riporteranno il loro padre in Macedonia, però ovviamente in questo momento c'è un'indagine in corso, quindi attenderemo anche, insomma, poi la famiglia attenderà l'esito, ma ripeto, nel momento in cui ci fossero dei problemi noi siamo qua. I volontari di Zenson a loro volta attendono la possibilità di dire addio al loro compagno di tante emergenze, magari con un saluto nella cella mortuaria del Cafoncello, prima che la salma di Mohamed, ottenuto il nulla osta, venga portata in Macedonia. Mi sembra il minimo nei confronti di Mohamed per quello che ha fatto anche per la comunità di Zenson di Piave. Il delitto di Castelfranco, Badr Rouaji e Taha Bennani, 2 ragazzi originari del Marocco arrestati per l'omicidio di Lorenzo Cristea, restano in carcere. È stato rigettato il ricorso al riesame presentato
dai legali dei due giovanissimi, gli avvocati Fabio Crea e Fabio Targa. Le motivazioni dei giudici si sapranno fra 45 giorni e intanto continua la caccia agli aggressori del 18enne Kevin Stangerlin. Abbiamo raccontato ieri dalla voce proprio del protagonista con Christian Arboit questa terribile storia. Le telecamere dell'area tra la chiesa di Masera e quella di Coste sono ancora al setaccio. Abbiamo solo visto i lampeggianti verso quell'orario lì nella tarda sera e non ci siamo accorti di niente. Quindi carabinieri, ambulanze, avete intravisto questo dalle finestre? Sì, solo questo e basta. Non mi sembra una cosa normale che succeda e niente, sono rimasto un po' colpito anch'io, infatti. C'è preoccupazione a Masera dopo il pestaggio selvaggio di martedì notte con un 18enne Kevin Stangerlin aggredito da 4-5 giovani scesi da una Mercedes grigia. Una violenza cieca avvenuta a ridosso della chiesa di Masera con il ragazzo preso a calci e pugni che poi si è portato barcollando fino al centro della frazione di Coste. 2 chilometri di tragitto che lui stesso ha raccontato così ai nostri microfoni. L'ho chiamato subito perché il mio telefono non si era spento. Ed eri un po' scosso, tramortito. Cioè non ci ho pensato in quel momento. Cioè ho provato a fare alcuni cenni dalle auto che passavano, però andavano via dritte. Tutte le telecamere dell'area sono a setaccio, i carabinieri sono sulle tracce di auto e aggressori. Si deve capire se questi ultimi conoscessero la loro vittima. Kevin dice di no, di non aver riconosciuto nessuno. Insomma, una violenza ingiustificata, senza senso, che poteva capitare a chiunque. No, hanno visto che ero da solo, per cui era più facile picchiarmi, siccome ero solo contro 4-5 persone. Volevano vedere come reagivo e per poi picchiarmi. Quindi questo sostanzialmente, hanno colpito te ma avrebbero potuto colpire chiunque. Sì, poteva succedere anche un mio amico o magari un'amica, anche come poteva essere anche un adulto. Torniamo a Treviso con il ritorno in azione dei vandali Novax che hanno imbrattato nella notte con scritte in vernice rossa la scuola dell'infanzia Alessandro Volta a Fiera. Ci sono danni ingenti e c'è molta rabbia. Le pareti intonacate, i muri in mattoni facciavista, i serramenti, tutto imbrattato con la vernice rossa. È ingente il danno provocato dal vandalo che la scorsa notte ha preso di mira la scuola dell'infanzia Alessandro Volta in via Alzaia a Treviso. Le scritte riconducibili ancora una volta al mondo Novax sono state scoperte stamattina sulla parete principale e sull'ingresso dell'istituto, provocando non poco sdegno tra genitori ed insegnanti. Il comune, subito avvisato dell'accaduto, ha commissionato i lavori di ripristino come le indagini per riuscire a risalire agli autori. Io credo che non ci siano davvero parole per commentare questo tipo di reati, spero che prima o poi si riesca a identificare e soprattutto a far pagare i danni ingenti che ormai sono stati fatti in numerose scuole, però è un gesto davvero incomprensibile e che deve essere condannato. Mi dispiace per i bambini, mi dispiace per i genitori e per gli insegnanti, però nel giro di pochi giorni ripristineremo le scuole con un danno ingente, perché questa persona estremamente intelligente, sensibile e che ama il bene comune ci ha messo tanto impegno per imbrattare più superfici della scuola a tutte le altezze, quindi insomma ci vorrà anche una bella somma per ripristinarlo, ma lo faremo immediatamente. Non è certo la prima volta che con scritte di questo tenore i Novax imbrattano edifici pubblici e privati a Treviso, le scuole in particolare. È accaduto alla Mantegna di Santa Maria del Sile, come più volte anche alla Toniolo a Santa Bona. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Domani la giornata mondiale senza tabacco e l'ULSS 2 che mette nero su bianco alcuni dati allarmanti. Il fumo causa circa 415 morti premature ogni anno nel trevigiano, la metà per tumore al polmone, e la stessa ULSS 2 lancia l'allarme e segnala una situazione preoccupante tra i giovani, soprattutto tra le ragazze.
In occasione della giornata mondiale senza tabacco, l'ASL 2 lancia l'allarme. Nella Marca trevigiana la percentuale di fumatori non accenna a diminuire dal 2010, attestandosi al 23% della popolazione, 27% uomini, 18% donne. Considerando anche i fumatori di sigarette elettroniche si sale al 25% con il 30% di uomini e 20% di donne. Certamente non hanno il fastidio dovuto all'odore del tabacco, l'aroma più aggressivo, però hanno la nicotina e la nicotina è il principale fattore di dipendenza. La nicotina è un veleno che provoca danni alla salute. Nel territorio trevigiano si stimano circa 163.000 fumatori per un totale di oltre 1.400.000 sigarette consumate ogni giorno. Tutta la Marca trevigiana, tutta la provincia, noi buttiamo per terra 500 milioni di mozziconi all'anno. Bisogna smaltirli. E smaltirli costa e inquinano. Il fumo è responsabile di quasi il 15% delle morti premature, pari a circa 415 decessi l'anno, metà dei quali per tumore al polmone, con un forte squilibrio di genere, 350 uomini contro 65 donne. L'aspettativa di vita di un fumatore risulta inferiore di almeno 10 anni rispetto a un non fumatore. Le morti dovute al tumore al polmone, che è il tumore più diffuso, sono dovuti al tabacco. Noi morti premature, cioè persone nella nostra US che muoiono prima di 80 anni dovuti al tabacco, sono circa 400 all'anno, vuol dire il 15%. 1 su 6 di chi muore prematuramente è perché ha fumato. Tra gli adolescenti la situazione è ancora più preoccupante. Fuma sigarette tradizionali il 28% delle ragazze e il 24% dei ragazzi. Includendo anche i dispositivi elettronici, le percentuali salgono rispettivamente al 32% e 26%. L'ASL 2 offre trattamenti gratuiti per smettere di fumare, con cicli da 5 a 10 colloqui personalizzati nell'arco di alcuni mesi. Tutti i SERD distretti propongono questi corsi a cui si può accedere prenotandosi e chiamando i numeri che si possono trovare nel nostro sito. Allora, per togliersi il vizio del fumo, meglio prendere la bicicletta. Inaugurata a Quinto di Treviso la Greenway del Sile. Abbiamo ricollegato di nuovo i borghi di Canizzano e Santa Maria del Sile con Quinto. Una volta qui c'era una passerella che adesso è chiusa, quindi tramite questa ciclabile abbiamo collegato le due comunità. Taglio del nastro per la nuova pista ciclabile Greenway del fiume Sile da borgo a borgo, un intervento strategico per la mobilità lenta inserito nel cuore del parco naturale regionale del fiume Sile. È un'opera che deve essere, io spero, l'inizio, che visto la Greenway del Sile, che dovrebbe arrivare fino alle sorgenti, quindi ci permetterà anche di implementare la nostra rete, ciclopedonale per i turisti che preferiscono il turismo lento. Un tracciato di circa 2 chilometri realizzato da Veneto Strade che si sviluppa interamente all'interno dell'area protetta lungo il fiume Sile, collegando il capoluogo alla vicina Quinto. Si aggiunge dunque un'ulteriore via verde a quelle già presenti nel territorio. A Treviso Stiglia l'abbiamo completata, sono 33 milioni di investimento, poi per le 5 ciclovie nazionali e 2 regionali che passano per il Veneto ricordo che l'investimento totale è di 157 milioni di euro. Abbiamo ovviamente fatto una buona attività di recupero di fondi comunitari, possiamo dire che abbiamo almeno 1500 km di ciclovie che permettono ai veneti e ai nostri turisti di poter visitare quel Veneto che del resto sarebbe rimasto nascosto. Nonostante alcune polemiche sorte per i lavori che andavano a toccare aree soggette alla nidificazione di alcune specie di uccelli e per la vicinanza della via alla pista dell'aeroporto, la Greenway sembra possa ottenere il successo sperato e sono tante ancora le opere che mancano in termini di viabilità lenta che il comune di Quinto vuole realizzare per valorizzare il territorio e le sue oasi naturalistiche. Una pista ciclabile che collega la frazione di Santa Cristina, quindi con Quinto, e che dovrebbe collegare tutti i punti di interesse storico e naturalistico del nostro territorio. Si va dalla Pala dell'Otto alla Osi Cervara, ai vari fontanili che sono in giro per il paese, alla Villa Ciardi, tutto quello che rappresenta storia e cultura del comune di Quinto di Treviso. E poi c'è lo sport, un weekend particolare tra Mogliano Veneto e Treviso con in campo oltre 1000 partecipanti, 96 squadre di calcio a 5 da tutta Italia, un programma ricco di eventi, sostenibilità e divertimento. Guardate.
Tutto è pronto per il fischio d'inizio del torneo nazionale di calcio a 5 del Credito Cooperativo, che prenderà ufficialmente il via domani alle 8:30 a Mogliano Veneto, città europea dello sport 2025. Siamo orgogliosi di ospitare questo torneo di rilevanza nazionale, che unisce il lavoro ai valori dello sport. Mogliano, città europea dello sport 2025, ed è anche questo lo sport, stare assieme e tanti colleghi che si ritrovano da tutta Italia. Per la prima volta sarà Centro Marca Banca ad ospitare questo attesissimo appuntamento sportivo, che ogni anno riunisce centinaia di collaboratrici e collaboratori provenienti da tutto il sistema del credito cooperativo. Una edizione che vede la partecipazione di ben 96 squadre, 72 maschili e 24 femminili, oltre 1000 atleti provenienti da 16 regioni italiane. Una grande opportunità per valorizzare il nostro territorio, ma non è solo un evento sportivo, rappresenta anche un momento di condivisione, di incontro tra colleghi di tutta Italia. Mogliano Veneto e Treviso per 3 giorni saranno il cuore pulsante dello sport, dell'amicizia e dell'impegno cooperativo, dimostrando ancora una volta la forza di una rete capace di fare squadra dentro e fuori dal campo. Il Veneto, padrone di casa, sarà rappresentato da ben 9 formazioni. Vedremo e speriamo che CMB dia il meglio e che i nostri atleti di Treviso vincano. Non solo sport, il torneo assegnerà premi artistici del maestro vetraio Marco Varisco e riconoscimenti dedicati al fair play, all'impegno e allo spirito cooperativo. In programma anche il torneo del Prosecco e la partita dei numeri 1, riservata a presidenti e direttori delle banche di credito cooperativo. Sabato sera non mancherà uno spettacolo comico gratuito alla Loggia dei Cavalieri di Treviso. Sul palco si alterneranno 3 volti noti del cabaret italiano: Claudio Lauretta, Gianluca Impastato e Leonardo Manera. Allora vediamo però che tempo farà in questo weekend molto sportivo, lo chiediamo al generale Giancarlo Iannicelli, come sempre. Domani, 1° giugno, meteorologicamente avrà inizio l'estate, ma anche nei fatti, perché grazie a un anticiclone, all'anticiclone delle Azzorre, come vedete nella carta del tempo, si espanderà decisamente verso di noi e questo garantirà tempo stabile per qualche giorno, ma soprattutto già sta garantendo un aumento sensibile delle temperature, che finalmente raggiungeranno dei valori più consoni alla stagione, anzi pure di più. Infatti prevediamo intanto sul Trevigiano cielo in prevalenza sereno, solo una moderata attività di cumuli, ma questi sono dovuti al caldo, cumuli che potrebbero essere più intensi e saranno più intensi sui rilievi, dove ci potrà essere qualche breve fenomeno. Tempo stabile con queste caratteristiche ci accompagnerà anche per gran parte della prossima settimana. Fine della prossima settimana ne riparleremo. I venti saranno deboli, di direzione variabile. Le temperature sono aumentate, aumenteranno di tanto, infatti le minime previste intorno ai 18 gradi, le massime toccheranno i 30 gradi, quindi farà caldo. L'Alto Adriatico tende al poco mosso, è tutto. E noi andiamo nel Bellunese. Per tornare a parlare delle fibrillazioni nella giunta De Pellegrin, Simonetta Buttignone è fuori dalla giunta. Il sindaco è pronto a firmare il decreto di nomina del successore e probabilmente a ridistribuire le deleghe. Nel pomeriggio a Palazzo Rosso la riunione del Consiglio Comunale con le solite polemiche, ma senza un atteso annuncio. Ormai è deciso, il sindaco De Pellegrin ha scelto di ritirare le deleghe all'assessora Simonetta Buttignon. È lei la vittima sacrificale del famoso tagliando alla giunta annunciato 3 anni fa dal sindaco al patto per Belluno. Pus il patto chiedeva di rimuovere senza se e senza ma l'assessore Roccon, sollecitazione riproposta fino alle scorse settimane, specie dopo il caso Algerini sul Nevegal, che ha avuto effetto deflagrante e cui atti, ha detto il primo cittadino, sono stati trasmessi alla procura. In aula il sindaco l'ha ribadito rispondendo alle interrogazioni di opposizione, patto e Forza Italia. Non è in discussione la mia delega all'assessore Roccon. Non è in discussione per il semplice fatto che l'assessore ha chiarito la sua posizione sulla vicenda, ovvero di non essere stato a conoscenza dei fatti raccontati dal signor Viel su Facebook. Buttignon non ha ancora ricevuto la comunicazione ufficiale né il sindaco ha emanato il decreto di nomina della nuova componente di giunta che assumerà tra le altre la delega al bilancio, oggi in capo all'assessore e vice sindaco Paolo Gamba. Sono servita a dare una vernice di trasversalità alla lista civica del sindaco. Adesso sono i partiti che dettano la linea
si fa sfuggire Simonetta Boutignon, che annuncia di raccontare la sua verità senza astio né polemica quando riceverà l'atto del sindaco. L'assenza di Boutignon al tavolo della giunta nell'emiciclo di Palazzo Rosso è stato comunque eloquente in un pomeriggio che, come sempre, non ha risparmiato lanci di accuse da una parte all'altra, financo durante la presentazione della petizione per lo skate park. 420 firme, uno stanziamento di 150.000 euro nella recente variazione di bilancio, l'impegno dell'assessore De Cunovic e Olivotto a costruire un progetto partecipato con i giovani, alcuni presenti in aula. Il progetto dovrà essere partecipato con i ragazzi e insieme alla cittadinanza. Credo che non si chiuderanno dentro il palazzo e faranno poi il progetto da soli, ma che verrà coinvolto chi poi il progetto lo utilizzerà. Come esci da questo Consiglio Comunale? Allora, sono molto contento che comunque sia stata presa in considerazione anche in ambito comunale la nostra richiesta, però l'impressione che ho avuto è che appunto si parli molto di questo tema, ma poi sui fatti non c'è stata data né una data precisa di quando inizieranno i lavori, né un progetto, proprio il volere di effettuare questo progetto e tantomeno un luogo dove effettuare il nostro skatepark. Il cruccio dei ragazzi presenti è legato al luogo in cui sarà realizzato il park polifunzionale. A Belluno di posti accessibili, accessibili da autobus o da qualunque forma di spostamento, ce ne sono pochi. Il nuovo parco di Lambioi potrebbe essere la zona ideale, ma, ha detto l'assessora De Cunovic, l'area è demaniale, in passato travolta dalla furia di Vaia, e debbono essere fatti approfondimenti. Noi pensiamo anche ai nostri compagni che abitano lontano, no? Ad esempio Agordo, Feltre e altri posti molto lontani che arrivano con la corriera e magari non riescono a prendere anche le corriere urbane. Fuori dall'aula, durante la presentazione della petizione, i capigruppo di maggioranza di Belluno al Centro, Fratelli d'Italia e Lega, decisi a dare un segnale chiaro al capofrazione Daniele, reo, a loro dire, di non aver usato un linguaggio rispettoso nei confronti del sindaco, sia durante gli incontri che in rete. Ha destato profonda commozione la notizia della morte di Matteo Piazzetta, uno dei protagonisti della prima stagione in Serie A3 del Belluno Volley di 2 campionati di B. Piazzetta si è spento a soli 36 anni all'ospedale di Treviso, dove era ricoverato dopo l'aggravamento delle sue condizioni causate da un tumore incurabile e fulminante. Un ragazzo solare, dallo sguardo limpido e dai modi gentili, lo ricorda la grande famiglia della pallavolo che l'ha conosciuto sempre sotto rete. Matteo Piazzetta abitava a Borgo Valbelluna, sportivamente si era formato nelle squadre trevigiane e poi a Pordenone e Vicenza prima di approdare nella sua terra. La data dei funerali non è ancora stata resa nota. E adesso parliamo del lavoro per il restauro dell'affresco che raffigura il patrono di Belluno, San Martino. L'opera realizzata da Vincenzo Munaro da anni può essere ammirata dalla centralissima Piazza dei Martiri. Il grandissimo San Martino, che si vede campeggiare ai limiti di Piazza dei Martiri sul lato di via Matteotti, oggi è celato dai ponteggi, ma si può dire che faccia ormai parte del paesaggio. Sono tanti anni che è là, tanti quanti sono gli anni di Cristo. Sì, 33 anni fa l'opera è nata l'idea a Colcumano, è nata e poi io l'ho realizzata. Evidentemente non è questione di dire la ritocco o non la ritocco, ma visto che l'occasione si presenta io intervengo praticamente. Raccontiamo come è nata 33 anni fa. Io mi trovavo a Colcumano, per la seconda volta incontravo Papa Wojtyla, e poi gli agenti che erano lì hanno detto: perché non fare qualcosa da donare alla città di Belluno? E così è nata l'idea. Un'idea nata da un'agenzia di assicurazioni che pose il suo marchio sulla facciata del palazzo e che ebbe un tortuoso cammino giudiziario. Sembrava dovesse essere rimossa, ma nonostante tutto nessuno l'ha mai più toccata. San Martino è andato a finire prima al TAR, poi il Consiglio di Stato. E nessuno lo muove. Qual è quel sindaco che dice lo togliamo anche se si può e si prende l'onere di pagare i soldi da parte dell'amministrazione e poi devono trovare una parete dove collocarlo. A lei piace dove sta? No, certamente, ma io posso dire, anticipo, che può darsi che lo cancelli, come è stato detto, non da tutti, che era bella quella parete bianca. E io, sinceramente, più che la parete bianca, prima c'era una bella villa, poi hanno fatto invece un palazzo schifoso e quindi questo San Martino rende bellissimo il campedello. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.